I turisti stranieri hanno speso nel 2013 a Venezia una cifra inferiore del 3,7% rispetto all'anno precedente, pari a 2.678 milioni di euro in meno. Il dato va senz'altro letto alla luce della crisi generale, ma anche in base al fatto che gli afflussi dai paesi dell'Unione Europea si sono ridotti del 2,8%. La grossa, trasformazione che nel 2013 stiamo osservando è che c'è un significativo spostamento verso i mercati emergenti, quindi i mercati che appartengono ai BRIC, in primis mercato russo, mercato cinese, che hanno avuto nel 2013 un incremento a due cifre superiore al 20%, parlo sempre in termini di spesa. Se le classiche vacanze al mare o ai monti mostrano qualche flessione, i turisti stranieri sembrano avere un interesse crescente per i soggiorni culturali nelle città d'arte e per il cosiddetto turismo green, legato alla natura e spesso alla componente enogastronomica. Andiamo molto bene anche sotto l'aspetto delle tipologie di vacanza che noi chiamiamo di tipo culturale oppure legate al territorio, quindi la vacanza green, la vacanza sportiva, l'enogastronomia. Anche qui abbiamo registrato variazioni positive a due cifre. Il segmento green enogastronomico registra in effetti un'impennata assai significativa, con un più 25% rispetto all'anno precedente. Il totale dei due segmenti, quello green e quello culturale, si traduce in 17 milioni di pernottamenti annui su un totale regionale di 35 milioni. Cambia intanto il sistema di pagamento e la moneta elettronica prende il posto del contante. Cambiano anche i sistemi di pagamento, teniamo conto appunto che questa apertura verso i nuovi mercati implica una maggiore attenzione per gli aspetti più flessibili in generale della vacanza e più accessibili, e certamente le modalità di pagamento stanno in questa categoria.